Quello che noi firmiamo oggi con la Regione Liguria è il primo di questi accordi, sblocca oltre 230 milioni di euro su opere strategiche che si muovono in moltissimi settori. Io vi cito i prevalenti, penso ai 29 milioni e mezzo aggiuntivi per la realizzazione del canale scolmatore del torrente Basagno a Genova, con gli interventi di mitigazione del rischio del bacino del fiume Entella, 83 milioni che serviranno a potenziare le infrastrutture della Regione, completare il nuovo terminal dell'aeroporto di Genova, altra infrastruttura importante per un territorio come questo, e poi completare il bacino di carenaggio del porto di Genova e adeguare la stazione di Ventimiglia. C'è un intervento importante sulle case popolari, ma ci occupiamo anche di sanità, con risorse per oltre 15 milioni che servono a terminare il nuovo ospedale di Felettino della Spezia, a implementare l'ospedale Borea di Sanremo. Ci occupiamo di cultura, particolarmente di alcuni teatri che hanno valenza nazionale, che hanno valenza regionale, penso al Carlo Felice di Genova, al Teatro Civico di La Spezia, il Teatro Cavour di Imperia. Ci occupiamo di istruzione con investimenti per oltre 5 milioni di euro per aiutare le scuole. Quindi infrastrutture, cultura, istruzione, sanità, casa.